Giornataccia in arrivo per Padova. Venerdì Forza Nuova avrà il suo momento di visibilità in pieno centro, con una manifestazione evidentemente legata al convegno ipertradizionalista sulla famiglia di Verona. Dalle 19:30 i militanti di estrema destra sfileranno dal Santo fino in centro della città, in orario di massimo afflusso dei cittadini, per poi ritornare davanti alla Basilica del Santo per il comizio finale del leader Roberto Fiore. La scelta di utilizzare il simbolo religioso di Padova a fini politici è chiara, come è pure chiara la scelta di contrapporsi a Forza Nuova da parte dei centri sociali Pedro in testa. Il percorso, non approvato dalla Questura, costringerà gli antagonisti a un presidio fisso in Piazza delle Erbe. Non è mancato, quasi in automatico, la decisione di annunciare che comunque la manifestazione loro la faranno nonostante il divieto, il che si traduce, come facilmente intuibile, in un super lavoro per la Questura e per le forze dell'ordine. Il sindaco Giordani, per nulla contento di come si sono messe le cose, a questo punto non può far altro che sperare che tutto si svolga nei limiti della legalità. Io mi auguro che domani non ci siano incidenti, è la cosa prioritaria per me. Niente incidenti, assolutamente, rispetto per la città, rispetto per la democrazia. Io capisco, ognuno può dire e fare quello che vuole, però nel rispetto della città, della legalità, io ricordo solo una cosa: Padova è una città antifascista. La dichiarazione di Padova, città antifascista, da parte del sindaco ha fatto immediatamente scattare il portavoce del sindaco stesso, Massimo Bettin, che si è subito frapposto tra il primo cittadino e l'obiettivo della telecamera. Chissà perché, o aveva fretta o cerca di tenere la barra della politica cittadina verso la stella polare del non esponiamoci troppo, non si sa mai.